L'ultimo episodio è uno scippo nel suo giardino, ma un'anziana trevigiana vive nell'incubo per una serie di furti e tentati furti. Sono come una carcerata in casa, si sfoga, ma adesso voglio il porto d'armi. Senza biglietto ubriachi si accendono uno spinello nel bus e aggrediscono l'autista. 4 ragazzi italiani incensurati, uno di essi minorenne, sono i responsabili del violento pestaggio. 3 colpi in un solo mese, è stato identificato il rapinatore seriale che aveva terrorizzato 3 negozi nel settembre del 2017 a Mogliano e San Biagio, è un 57enne siciliano. Alla Camera dei Deputati le grida dei sindaci italiani alle prese con poche risorse e burocrazia soffocante, il primo cittadino di Treviso, l'autonomia è la soluzione, dovrebbero chiederla tutte le regioni. Incendio nel pomeriggio ai danni del contatore Enel di un condominio di via Zermanese a Treviso, vano scalo invaso dal fumo, evacuato dallo stabile. Il batterio Chimera, l'ULSS trevigiana richiama 2200 pazienti operati tra il 2010 e il 2017, una task force è al lavoro per combattere il batterio killer. Ogni settimana nel comune di Treviso ci sono nuovi cittadini italiani, a Palazzo Rinaldi il conferimento della cittadinanza da sogno a traguardo per tutti. Buonasera e ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano il racconto di un'anziana trevigiana aggredita nel giardino di casa da una donna che le ha strappato la borsetta, ma la donna è già stata vittima di diversi episodi tra furti e tentati furti. Adesso basta, ci dice, sono esasperata, mi faccio il porto d'armi. Ormai la casa è come un carcere. Sono una carcerata perché sbarre, ringhiere, porta blindata, doppia porta nell'ascensore, no basta. L'esasperazione di essere prigionieri in casa propria per proteggersi da furti e aggressioni, ma nonostante i 1000 accorgimenti succede una sera di vivere un incubo dal quale è difficile risvegliarsi. È quanto accaduto alla signora Paola, 74 anni, che vive in via La Storta a Ponzano. Martedì intorno alle 19:10, rientrata dal lavoro, sta parcheggiando l'auto sotto la pensilina in giardino quando una persona di sesso femminile è saltata dall'alto della Pompeiana e mi ha preso, diciamo, alle spalle portando via la borsa. Pochi secondi e l'aggressore fugge a bordo di un'auto dove ad aspettarla c'è un complice. La signora Paola resta immobile, spaventata e traumatizzata. Drammatico il primo pensiero che fa. Mi butto anch'io sotto un'auto e la finisco. È stato il primo pensiero che ho avuto. La disperazione fa impazzire. Quanto successo è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi accaduti all'anziana. Quello che ricordo 20-21, ogni tanto mi viene a mente qualcosa, però comunque sono troppi. Hanno tentato tantissime volte nell'abitazione, no? Cioè, forza di mettere a posto finestre, porte, serrature. Sono esasperata, sì. Non ce la faccio più. Non me lo continui a chiedere perché mi viene e rivivo tutto e desiderare di chiudere gli occhi e basta. Non esco più di sera, non vado a cena fuori, racconta Paola, perché poi sono terrorizzata al pensiero di rientrare a casa sola. Ho paura, terrore, non ce la faccio più, non riesco neanche a parcheggiare a 4 metri di distanza. Mi chiudo in macchina anche quando corro. Esasperazione e paura che hanno portato la signora Paola a prendere una decisione non certo facile. Adesso che cosa devo fare? Adesso sì, bisogna che abbia il coraggio di dare l'esame per il porto d'armi. Chissà che l'arma mi dia un po' più di sicurezza. Senza biglietto e ubriachi si accendono uno spinello nel bus e aggrediscono l'autista. 4 ragazzi tutti italiani incensurati, uno di essi minorenne, sono i responsabili del violento pestaggio. Sono saliti senza biglietto, si sono accesi uno spinello e hanno preso a pugni l'autista dell'autobus, per poi chiudersi in casa a bere birra come se nulla fosse, fino all'arrivo dei carabinieri che li hanno trovati e denunciati. Protagonisti della singolare scorribanda 4 teppisti, tra cui un minorenne di 17 anni, gli altri tra i 19 e i 21, trevigiani e tutti incensurati. Martedì sera i giovani sono saliti sull'autobus di una ditta privata che svolge trasporto pubblico sulla tratta Treviso-Candelù. L'autista del mezzo, un albanese di 45 anni, si è accorto che non avevano timbrato il biglietto, ma ha preferito soprassedere dato che i 4 erano visibilmente alticci se non apertamente ubriachi
lamenti e i toni già esasperati, ma non ha potuto non intervenire quando uno di loro si è acceso uno spinello, ricordando il divieto di fumare a bordo del mezzo pubblico. A quel punto è scoppiato un acceso battibecco che è durato fino al capolinea a Candelù, dove i 4 teppisti, visibilmente alterati, hanno aggredito l'autista, sferrando calci, pugni e spintoni. L'uomo, finito al pronto soccorso, ha subito la rottura del naso e diverse ferite ed ematomi con una prognosi di 20 giorni. I membri della banda invece si sono dileguati a piedi, rifugiandosi nell'abitazione di uno di loro, non lontano dal luogo dell'aggressione, dove di lì a poco sono stati raggiunti dai carabinieri di Macerata, allertati dai passeggeri e messi sulle loro tracce da alcuni testimoni. Devono ora rispondere delle accuse di lesioni personali, violenza e minacce a incaricato di pubblico servizio. 3 colpi in un mese, è stato identificato il rapinatore seriale. Si tratta di un siciliano pregiudicato, 57 anni, residente nel Trevigiano. Il suo modus operandi era sempre lo stesso: travisato da una bandana e da un paio di occhiali scuri, armato di pistola, faceva irruzione nei negozi, minacciava i dipendenti e chiedeva l'incasso giornaliero. Nel 2017 aveva portato a termine 3 rapine in un solo mese. La prima al negozio Tigotà a Mogliano Veneto il 2 settembre. Il rapinatore, approfittando del buio, è entrato nel locale poco prima della chiusura. Si è diretto verso la cassiera e, puntandole l'arma, risultata solo in un secondo tempo giocattolo, gli ha intimato di consegnargli i soldi in cassa, circa 700 euro. Poi era fuggito facendo perdere le tracce. Pochi giorni dopo, nel mirino del malvivente, la farmacia di San Biagio di Callalta. È entrato, arma sempre in pugno, ha chiesto i soldi, poi ha fatto stendere tutti a terra ed è fuggito con un bottino di 1000 euro circa. Ed ancora altra rapina, questa volta di nuovo a Mogliano al Solarium. Il bandito è entrato in azione sempre nelle ore serali, puntando la pistola contro una dipendente, le ha detto di mettere i soldi in un sacchetto, poi si è dileguato con 550 euro. Le indagini dei carabinieri di Mogliano, dove era avvenuta la prima rapina, ha portato all'identificazione del malvivente. Si tratta di un siciliano di 57 anni pregiudicato, residente in provincia di Treviso. L'uomo è stato denunciato per rapina aggravata e continuata. L'identificazione è stata resa possibile per mezzo dell'esame delle immagini della videosorveglianza e dal modo di agire del soggetto. Incastrati dalle telecamere di videosorveglianza sono stati identificati e fermati dai carabinieri di Montebelluna 4 rumeni accusati di un colpo alla stazione ferroviaria di Conegliano. Avevano messo a segno un furto alla stazione ferroviaria di Conegliano, erano entrati in azione la notte scorsa ed avevano rubato parecchie banconote dalle macchinette cambiavalute ed altrettante dalla slot machine. Ma i 4 rumeni, senza fissa dimora e gravati da delitti contro il patrimonio, non si sono accorti delle telecamere di videosorveglianza che li avevano immortalati. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Montebelluna li hanno intercettati a Ponzano Veneto in via Camalò e li hanno fermati. A bordo della macchina i militari hanno trovato 3.000 euro tra banconote e monete, grimaldelli, torce, guanti, berretti in lana ed un coltello. Le indagini successive hanno consentito di accertare con la visione delle telecamere la responsabilità dei 4 in merito al furto. I rumeni sono stati tutti denunciati per furto. Incendio nel pomeriggio ai danni del contatore Enel di un condominio di via Zermanese a Treviso. In pochi minuti il vano scala è stato invaso dal fumo, immediato l'intervento di 2 squadre dei vigili del fuoco che hanno evacuato lo stabile e spento l'incendio e ancora sono da chiarire ora le cause. Questa mattina alla Camera dei Deputati il grido dei sindaci italiani alle prese con poche risorse e burocrazia soffocante. Il primo cittadino di Treviso rilancia l'autonomia, è la soluzione, dovrebbero chiederla tutte le regioni. Sentiamo. Il Veneto può rappresentare un laboratorio del federalismo a beneficio di tutti. Sono sicuro che con l'autonomia altre regioni si dimostrerebbero interessate a percorsi virtuosi di programmazione e di spesa. Conte e l'appello a Conte. Il primo è Mario, il sindaco di Treviso, il secondo è Giuseppe, il presidente del Consiglio. Luogo, la Camera dei Deputati, nel giorno in cui i sindaci italiani fanno rapporto sullo stato di salute malmesso delle loro amministrazioni. Il grido dei primi cittadini alle prese con 1000 problemi, dalla mancanza di risorse alla burocrazia soffocante. E allora il primo cittadino di Treviso rilancia proprio il tema dell'autonomia, tornando sul dibattito che ha assunto toni caldi, caldissimi in questi giorni tra sud e nord. Sarebbe bene, dice sempre il nostro governatore Luca Zaia, che tutte le regioni, anche quelle del sud, avessero la loro autonomia, perché gli amministratori sarebbero costretti
a rispondere direttamente ai cittadini. L'autonomia è l'unico modo vero per controllare la qualità delle amministrazioni e consentirebbe inoltre maggiori risorse da destinare proprio in questi straordinari beni comuni. Ad ascoltare proprio il Premier, lui che ha gelato le aspettative del Veneto parlando di tempi lunghi, di mesi. Zaia si è detto preoccupato, dalla Sardegna invece Matteo Salvini, che aveva promesso un vertice in settimana con Di Maio e Conte, glissa. Ci sono tante regioni nuove che stanno chiedendo autonomia, fortunatamente anche al sud, dice. Se c'è bisogno di più regioni, di coinvolgere il Parlamento per fare le cose per bene, siamo pronti ad ascoltare tutti. Confermando insomma la diluizione dei tempi che fa invece innervosire non poco Palazzo Balbi. Tutto questo mentre gli enti locali, pur riconoscendo al governo giallo-verde l'ultimo sblocco di fondi, chiedono maggiore impegno da Roma. A testimoniarlo dalla Marca anche il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato. È noto che la principale difficoltà dei comuni è data dalla carenza di risorse, che oltre alla contrazione degli investimenti e dei servizi ha come conseguenza anche la difficoltà di eseguire una buona programmazione. Perché se le entrate sono in calo continuo, al momento della formulazione del bilancio c'è ben poco da progettare. Lo sforzo è quello di tagliare lo storico per far quadrare i conti. Poi durante l'anno, se siamo bravi, rincorriamo i bandi. Ciò che non ha soluzione è invece la contrazione della spesa corrente, che comporta necessariamente un calo di servizi. Non è facile spiegare ai cittadini che non ci sono soldi a bilancio e non esistono bandi per fare la necessaria manutenzione ordinaria delle scuole, delle strade e del verde, e che non abbiamo neanche più operai per eseguire la manutenzione in economia diretta. Batterio Chimera, sono 2.200 i pazienti operati tra il 2010 e il 2017 nella cardiochirurgia del Cafoncello e che nei prossimi giorni riceveranno le lettere informative. Chimera, il cosiddetto batterio killer che si forma nei macchinari utilizzati nelle sale operatorie per la regolazione della temperatura dei pazienti, continua ad essere osservato speciale. Partiranno in questi giorni le prime lettere dell'ULSS 2 che complessivamente raggiungeranno 2.200 pazienti. Operati tra il 2010 e il 2017 nella nostra cardiochirurgia, non tutti residenti nella nostra ULSS, alcuni sono anche residenti nell'area del Bellunese o in altri territori, ne abbiamo anche qualcuno trasferito all'estero, però l'elenco è stato strutturato sulla base degli operati. Le lettere informative nelle quali è elencata la possibile sintomatologia che potrebbe presentarsi non hanno lo scopo di richiamare i pazienti quanto di avvertire della opportunità di porre attenzione ad alcuni sintomi di una certa consistenza che potrebbero suggerire un'ipotesi infettiva remota da parte di questo micobatterio, il Mycobacterium chimera. A questi pazienti l'ULSS 2 ha messo a disposizione anche un numero contattabile tutti i pomeriggi. A questo numero di telefono risponderanno degli operatori formati che individueranno i soggetti che possono beneficiare, che possono, per i quali possa essere indicato un approfondimento clinico e laboratoristico. Questi soggetti verranno ricontattati da uno specialista in malattie infettive. Se si conferma la necessità di una valutazione clinica e laboratoristica, verranno chiamati appunto in ospedale, il Cafoncello. Noi riteniamo che questo percorso interessi un numero limitato di persone. Le 2.200 lettere verranno spedite in blocchi distinti. Di 300 lettere per ciascuna settimana, proprio per consentire una comunicazione ordinata e un accesso eventuale appunto alle telefonate ordinato e guidato, per non avere l'affollamento telefonico e non mettere in difficoltà i nostri assistiti. 10% in 9 mesi è boom di esportazioni in Est Europa delle imprese di Padova e Treviso. Nei primi 9 mesi del 2018 l'export italiano nell'Est Europa è cresciuto del 4,5%, quello del Veneto quasi del doppio, 8,5%, sfiorando i 2,5 miliardi di euro. Ma a spiccare ancora di più è il dato delle province di Padova e Treviso, dove l'aumento ha raggiunto il 10,4%. Come si spiega questo boom del Veneto e in particolare di Padova e di Treviso? Diciamo che sono aree che sono sempre state fortemente vocate alle esportazioni. I nostri imprenditori sono sempre stati un po' pionieri, fin ancora prima alcuni della caduta del muro di Berlino e subito dopo ovviamente molti imprenditori, perché poi il DNA dell'imprenditore veneto
è vocato alle esportazioni e all'internazionalizzazione. Nonostante le difficoltà dell'economia e a dispetto del diffuso rallentamento delle esportazioni, l'area del vecchio continente che va dai Balcani all'Ucraina, 95 milioni di abitanti, PIL di oltre 1.000 miliardi di euro, con crescita superiore al 3% negli ultimi 3 anni, rappresenta per diverse imprese venete una piattaforma strategica. Ci sono paesi in cui abbiamo visto anche dagli dati di oggi il tessile, il calzaturiero la fa da padrone, altre aree in cui c'è una fortissima presenza del metalmeccanico. Quello che è interessante è che in questi paesi, oltre ai settori tradizionali, si stanno aprendo anche nuovi settori come quello delle energie rinnovabili, come quello del turismo, come quello dei servizi. Le proiezioni di Confindustria sono per un ulteriore aumento di un rapporto commerciale che tra il 2008 e il 2017 è già cresciuto del 18,5%, passando da 5 ad oltre 6 miliardi di euro, un rapporto che in origine era vissuto anche di una contestata delocalizzazione che oggi non appare più possibile. Ci sono alcune aree in cui anche lì la manodopera ormai non si trova più e delocalizzano anche loro o vanno alla ricerca di altre fonti produttive. Oggi diciamo, l'evoluzione di quello che fu la delocalizzazione è proprio una internazionalizzazione vera, cioè un vero presidio dei mercati. Intanto tra i dati risalta la clientela cinese sempre più intenzionata dopo Venezia a scoprire tutto il Veneto. Loro sono già 1,7 miliardi, 1,8 miliardi di cittadini, ma circa 200 milioni di abitanti hanno grandi possibilità economiche e stanno venendo in massa in Veneto. Come dire che tutto il popolo italiano, moltiplicato per 4 volte, viene a visitare la nostra regione. Un'opportunità unica per l'economia del Veneto, sia per il settore turistico che per l'indotto legato alla ricezione. Noi stiamo investendo nei loro canali di informazione, penso a Ctrip o WeChat, che sono un po' la loro WhatsApp cinese, molto importante. Noi siamo presenti come il Veneto, stiamo lavorando assieme alla SAVE per portare un volo diretto da Pechino a Venezia oppure da Shanghai a Venezia. Questo è fondamentale, perché gran parte di loro adesso arrivano a Parigi o a Londra e quindi ovviamente rimangono qualche giorno in più lì. Invece noi vogliamo che rimangano qua, non solo a vedere Venezia, ma a vedere anche l'entroterra Veneto. L'indicazione della regione è sia per le grandi strutture alberghiere, ma in particolare per bed and breakfast e case vacanze, in genere gestite a livello familiare in luoghi davvero unici, come le colline del Prosecco. Siamo stati presi d'assalto con lo stand del Veneto quando siamo andati in fiera a Shanghai e i cinesi, che sono di una logica innovazione diversa rispetto al passato, quindi i millennials, i giovani hanno una concezione totalmente differente, non vogliono più i grandi viaggi fatti da Roma, Firenze, Venezia, ma vogliono vivere esperienze autentiche in Veneto, sane, portarli a qualche osteria a mangiare e bere bene un buon vino e fargli conoscere il nostro territorio. Fondamentale però, per cogliere questa opportunità, capire la cultura e le regole cinesi, iniziando dalla lingua. A Treviso abbiamo fatto proprio una presentazione davanti a tantissimi ragazzi che studiano lingue orientali proprio a Treviso, collegati a Ca' Foscari ovviamente, e molti di loro stanno studiando il cinese, anche perché i cinesi non conoscono perfettamente l'inglese e quindi è importante per noi, per chi vuole lavorare con loro, conoscere ovviamente sia l'inglese ma anche il cinese. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, dove parliamo del tempo perché sarà un weekend all'insegna del bel tempo, ma attenzione, non mancheranno le nebbie soprattutto durante la mattina e durante le ore notturne. Dalla prossima settimana invece temperature primaverili. Permane, come ormai da parecchi giorni, un campo di alte pressioni molto intenso, quindi ben radicato su di noi, e questo non permette ai sistemi perturbati di scorrere su di noi, quindi sono costretti a scorrere al di là delle Alpi e poi piegare sulla penisola balcanica, quindi non ne risentiamo assolutamente gli effetti. Però la presenza prolungata dell'anticiclone, come ormai tutti sanno, ha 2 risvolti importanti: uno della formazione delle nebbie, aria che ristagna, si carica di umidità e quindi durante la notte e le prime ore del mattino abbiamo addirittura il cielo invisibile. Sembrerebbe tempo brutto, ma è solo nebbia che poi si dissolve. E poi purtroppo ecco, quest'aria che ristagna nei bassi strati fa sì che tutto quello che produciamo in termini di inquinamento rimane, non si disperde, quindi ecco che i valori crescono. Però il tempo è stabile, quindi prevediamo per sabato, per domenica cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso le prime ore del mattino, come abbiamo detto, cielo a tratti invisibile proprio per la formazione delle nebbie. I venti sono deboli dai quadranti occidentali. Questa situazione inoltre
inoltre sta causando temperature primaverili, più che primaverili, le minime 6-7 gradi, le massime che raggiungono anche i 15 gradi all'ombra, quindi al sole sono ancora di più. Anzi, vista la situazione, potremmo avventurarci nel dire che la prossima settimana non ci saranno cambiamenti, quindi tempo stabile con nebbie e purtroppo inquinamento anche per tutta la prossima settimana. Torniamo anche questa sera a parlare del piccolo Giovanni, il bimbo affetto da una malformazione ad una gamba, deve essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per poter giocare e correre come tutti i bambini. Le nostre emittenti si stanno muovendo per aiutare la famiglia a raccogliere fondi per la costosa operazione e intanto domenica lo aspetta un appuntamento davvero speciale. Sentiamo. Non vediamo l'ora che arrivi domenica per vedere proprio anche Giovanni, per vedere anche proprio la sua reazione. Non è mai stato ad una partita di calcio, vediamo il suo entusiasmo, insomma. Beh, di entusiasmo ne ha davvero tanto il nostro piccolo Gio, che domenica, su iniziativa della nostra emittente, darà il calcio d'inizio alla partita al Mercante che i giallorossi disputeranno contro il Bessica. Giovanni, affetto da una malformazione congenita alla gamba, ha bisogno di un costosissimo intervento per poter correre e camminare come i suoi coetanei. In tanti state rispondendo all'appello lanciato attraverso le nostre telecamere da mamma Erika. Giorno dopo giorno crescono le donazioni, servono tanti soldi, ma come ci ha detto uno dei nostri telespettatori che ha chiamato la nostra redazione per sapere come aiutare Giovanni, goccia dopo goccia si fa un mare da 400.000 euro, ma insieme si può. Intanto già domenica il nostro guerriero sarà protagonista assoluto della partita dell'FC Bassano 1903. Sì, perché dopo le donazioni della società non solo l'intero ricavato del match sarà devoluto a lui, ma saranno raccolti anche fondi extra per permettere al piccolo Joe di affrontare questo intervento in Florida e chissà che non abbia un futuro come calciatore visto il suo amore per il pallone. Poi finalmente Giovanni potrà giocare come vuole a calcio, già adesso lo fa perché Babbo Natale quest'anno gli ha portato una porta da calcio che lui adora. Di sicuro lo possiamo già definire la super mascotte dei giallorossi. Per chi volesse fare dunque una donazione, i dati li avete visti in onda nel servizio che avete appena visto, ma li potete continuare a vedere nel crawl che sta andando in onda e che andrà in onda per tutta l'edizione di questo telegiornale. Andiamo avanti, ogni settimana nel comune di Treviso ci sono 6 nuovi cittadini italiani, a Palazzo Rinaldi il conferimento della cittadinanza. Era stato lui sempre l'straniero, io già ero italiana, anche i figli, e anche i figli facevano sempre battuta a lui, papà sei straniero, e lui diceva un giorno sarò italiano come voi. E poi quel giorno finalmente arriva. Il giorno in cui da stranieri si diventa italiani a tutti gli effetti, con il conferimento ufficiale della cittadinanza. Un traguardo a dir poco importante, come testimonia l'emozione durante la lettura del giuramento. Giuro di essere fedele della Repubblica e di osservare le Costituzioni e le leggi dello Stato. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Brasile, Albania, Romania, India, Ghana e Ucraina. I nuovi cittadini italiani questa volta provengono da questi paesi. Nel comune di Treviso sono circa 300 ogni anno, più o meno 6 a settimana. Ogni martedì a Palazzo Rinaldi una cerimonia semplice ma suggestiva. Oltre al giuramento e alle formule di rito, la consegna di una copia della Costituzione dalle mani del Presidente del Consiglio Comunale. Sono persone che sicuramente si sentono italiani più degli italiani, perché sono obiettivi che si sono posti, hanno lavorato, hanno studiato e quindi arrivano a questo risultato, hanno voglia di avere la cittadinanza. Perché se il palcoscenico è dominato dai temi caldi dell'immigrazione e della sicurezza, dalla diatriba tra ius soli o ius sanguinis, il dietro le quinte invece è il vivere quotidiano di persone che provengono da tutto il mondo e che costruiscono qui le loro storie di lavoro, impegno, tasse, famiglie, mutui da pagare. A queste persone, in Italia da più di 10 anni ed in attesa della cittadinanza anche da 2 o 3, nessuno potrà più dire con disprezzo: tornatene al tuo paese. Ho avuto da 25 anni, quindi finché finisco la casa sarò qua. Io sono rumena, della Romania. Sono qui
17 anni, mi trovo benissimo, mi sono inquadrata molto bene, ho seguito le vostre leggi, mi piace la vostra cultura. Questo paese mi ha dato tanto e è ora che anch'io riesca a dare qualcosa a questo paese. 18 anni che sono qua e sono contenta di arrivare per cittadinanza, che adesso sono italiana. A tutti gli effetti. Sì. Alle 21:15 questa sera torna, come ogni venerdì 40, la trasmissione che ripercorre la storia di Antenna 3 con il suo straordinario archivio. Ecco un'anticipazione nei giorni in cui è di scena il Carnevale di Venezia, ecco maschere ed eventi in Laguna nel 1986. Se state preparando il costume per il prossimo Carnevale veneziano, per fare bella mostra in piazza San Marco, tenete presente mascheramenti orientali, da odalisca o da turco. Sbizzarrite la vostra fantasia su questo tema, perché le iniziative del Carnevale Lagunare 1986 si richiameranno tutte al tema Venezia, porta dell'Oriente. C'è già il manifesto su questo tema disegnato da Folon. Anche le manifestazioni teatrali, illustrate dal regista Maurizio Scaparro in 2 conferenze stampa, una ieri sera a Venezia e una oggi a Roma, saranno tutte legate al tema dell'Oriente, ed avremo Irene Papas che canta Bisanzio, Carmelo Bene che recita il romanzo Nostra Signora dei Turchi, Massimo Ranieri un recital di musica e prosa dal titolo Mamma li Turchi, il Balletto Nazionale Spagnolo con uno spettacolo sulle origini orientali del flamenco, un galà della Volksopera di Vienna tutto dedicato alle operette di ispirazione orientale, e ancora tra i nomi in cartellone nei vari teatri veneziani Valeria Moriconi, Eugenio Bennato, Arturo Bracchetti, Roberto De Simone, Pino Micol. Un programma di qualità messo su in fretta con i pochi soldi a disposizione dal finanziamento comunale, 350 milioni, e che è stato reso possibile, ha detto Scaparro, dalla collaborazione di enti stabili che cureranno produzioni con rimborsi simbolici ed alcuni attori che rinunciano o chiedono bassi compensi. Prima di 40, però come sempre 20:10, questa sera torneremo a parlare della straordinaria storia della 21enne Emma Della Libera, la 21enne trevigiana che all'Università di Trento studia da ricercatrice per trovare una cura alla rara malattia che l'ha colpita fin da bambino. E in studio ci sarà proprio Emma Della Libera con la mamma Annalisa Bertazzon. E questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto, a Bacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Nel Veneto cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Sui settori meridionali, specie in pianura, non saranno da escludere nebbie e foschie spesso anche persistenti. Più soleggiato sui restanti settori. Temperature minime comprese tra -1 e 1 grado, massime comprese tra 5 e 7 gradi. Vediamo ora la situazione del Friuli Venezia Giulia. Al mattino sarà più soleggiato sulle pianure e sulle coste, invece il cielo risulterà più nuvoloso e anche coperto sui rilievi alpini. Sarà maggiormente soleggiato nella seconda parte della giornata. Temperature minime comprese tra -2 e 0 gradi, massime oscillanti tra 4 e 7 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Possibilità di forte vento a nord sui confini alpini. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime oscillanti tra i -8 gradi, massime comprese tra 7 e 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto, a Bacil di Breda, Treviso.